Bene, continuiamo questi nostri approfondimenti che abbiamo fatto da 2 mesi a questa parte sul Covid-19. Parliamo oggi con un avvocato, noto avvocato agrigentino e non solo, l'avvocato Stefano Catuara. Allora, avvocato, questi 2 mesi di isolamento come sono andati? Un po' una sua testimonianza prima di addentrarci nelle problematiche varie? Un po' l'abbiamo sofferto come tutti gli italiani, con molta prudenza perché preoccupati, non conoscevamo il Covid-19, sentivamo una serie di notizie che arrivavano da fuori, le gravi infezioni. Poi, ahimè, i TG hanno fatto vedere anche diverse bare trasportate nei numerosissimi da diversi camion, hanno utilizzato anche per fini militari. Quello che meraviglia è che ci siamo trovati tutti impreparati ad affrontare questa tragedia, un'immane tragedia. Non si sono trovati pronti però le istituzioni, loro dovevano trovarsi pronti. Era stato già comunicato qualcosa già a fine dicembre, poi nel gennaio, 28 gennaio, inizia questa storia con i primi provvedimenti e lì iniziavano le grosse difficoltà. Abbiamo potuto constatare come sono emerse diverse voci discordanti, non riuscivamo più a capire nulla. Da qualunque parte arrivava un messaggio: restate a casa, ma senza comprendere che in molte case poteva essere anche lì il pericolo del contagio. Non c'era una indicazione precisa e devo essere sincero, l'aspettiamo ancora. Abbiamo assistito a un dibattito tra scienziati, virologi, medici e ognuno ha espresso un'opinione diversa. Ora, per carità, la libertà di pensiero, la libertà di opinione è sacrosanta e va sempre tutelata, ma in quel momento ci si aspettava un'indicazione più precisa da parte dello Stato, delle istituzioni, e in particolare da parte di quegli istituti che sono destinati a quei compiti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, per prima, l'Istituto Superiore della Sanità, e i cittadini si attendevano un'indicazione più dettagliata, non tanto su come curare il Covid. Abbiamo tutti compreso che si trattava di una nuova malattia. Abbiamo compreso che gli scienziati erano anche discordi, esprimevano opinioni diverse su come affrontarla, ma non può assistere a opinioni diverse per ogni emittente, e tutte le emittenti nazionali e anche le emittenti locali davano notizie difformi una dall'altra. Se 3 sono i canali della rete RAI, assistevamo a 3 virologi che davano spiegazioni diverse. E questo ha creato confusione, ha creato paura. Abbiamo la consapevolezza che bisognava restare a casa. È quello che abbiamo tutti constatato e apprezzato, il grande senso di responsabilità dei cittadini italiani. Alcuni ci sono e ne dobbiamo discutere, ci sono state delle defiance, delle discussioni. Non si può fare una conferenza stampa prima della pubblicazione del DPCM o prima della pubblicazione del decreto legge. La vera paura in Sicilia l'abbiamo vissuto quando sono scesi diversi cittadini del nord, nostri compaesani che lavorano fuori,
io mi rendo conto che tutti i genitori desideravano avere figli con loro e mi rendo conto anche dei genitori che si trovavano fuori, della voglia, della volontà di ritornare in Sicilia, ma quello è stato un forte pericolo per la Sicilia. E non era difficile per la Sicilia rimanere indenni. La nostra posizione geografica ci consentiva, quantomeno per un periodo, di chiudere i porti, gli aeroporti, lo stretto di Messina e mettere in sicurezza la Sicilia. Abbiamo rischiato tanto. E allora lì è venuta fuori la forza di alcuni sindaci con il loro modo di fare. Io mi riferisco prevalentemente all'atteggiamento assunto dal sindaco di Messina. Si può contestare le modalità con cui ha voluto manifestare quell'idea di incrementare i controlli, ma esprimeva la necessità di tutti i siciliani. È stata una voce necessaria in un momento in cui gli altri non avevano espresso una loro opinione. Per conoscere la posizione del presidente Musumeci abbiamo impiegato molto tempo. E questo è stato, io mi rendo conto anche dello sbandamento che ci può essere stato, però chi ha responsabilità istituzionali in questi momenti deve esprimere per prima la opinione e deve fare i primi provvedimenti. E allora dico un grazie a Cateno De Luca per il modo come ha voluto parlare fuori e far sentire fuori la voce dei siciliani. C'è stato un momento in cui i siciliani si sentivano tutti Cateno De Luca. Dopo la carenza delle mascherine, ora io mi rendo perfettamente conto che non sono un settore che realizza profitto, probabilmente perché si erano portati fuori. Sono stati i cinesi ad avere il controllo materiale di questo del materiale, diciamo, medico necessario per affrontare il Covid. Ma anche sulle mascherine, quanta opinione abbiamo sentito? I virologi, sono necessari, non sono necessari, sono dannosi. Poi tutti siamo diventati competenti, con il risultato che abbiamo incominciato a capire la differenza tra una mascherina FFP1, FFP2, FFP3, ormai è diventato linguaggio comune. E lì i cittadini per un verso si dichiaravano preoccupati, perché se la mascherina, cioè un oggetto di poco conto, di poco prezzo, di poco investimento, era carente e lo Stato non riusciva a soddisfare quelle esigenze, è evidente che rimanevamo tutti preoccupati. Chi non ha la possibilità di fornirti di una mascherina, a maggior ragione non sarà capace di fornire le terapie intensive, maggiorare, incrementare le terapie intensive. E mentre si discuteva di queste cose, aumentavano i morti. E molti anziani al nord sono morti. Noi abbiamo avuto una sola fortuna, di trovarsi in Sicilia e per fortuna con pochi contagi. E allora questo ci deve far riflettere molto. Dobbiamo organizzare meglio oggi e non rinviarla la nostra sanità, sapendo che è fondamentale, indispensabile, non solo in caso di pandemia, così come quella che stiamo attraversando, ma la tutela del diritto alla salute dei cittadini deve essere garantito da uno Stato democratico non solo
incrementando i finanziamenti, ma io aggiungo organizzando meglio le strutture che abbiamo. Scusa Stefano, se ti alzi leggermente lo schermo perché sei un pochettino, perché hai la bocca, no, hai la bocca un poco ancora, abbassa. La devo abbassare, che devo fare? No, perché no, alza, vai, alza, perfetto, va bene così, va bene La così. metto così. Va bene così, ok, io poi la taglio, la monto. Non ha importanza. Okay. Ma anche così con le modifiche, con anche l'utilizzo di Skype ci sta abituando, quindi questa è anche una novità del Covid. Lo Skype c'era, oggi ne sentiamo l'esigenza. Vabbè, dico, sostanzialmente credo di aver capito che il suo avvocato è un giudizio parzialmente negativo perché, diciamo, ha parlato dello Stato, del DPCM, delle varie figure di virologi, poi per non parlare delle reti di Mediaset che hanno fatto tutto un altro tipo di informazione rispetto alla RAI, insomma un po' più scandalistica. E sostanzialmente questo ha portato chiaramente a una difficoltà. Poi ecco, mi addentro un po' nel settore lavoro. Dobbiamo fare un plauso a proposito delle mascherine al sindaco di Raffadali perché è stato encomiabile nell'organizzare tutta la distribuzione gratuita volontaria delle mascherine. Quindi questo lei di Raffadali, per cui mi tocca anche dare un plauso, no, al l'abbiamo vissuto meglio degli altri. Abbiamo visto che poi queste mascherine li potevano fare anche in sede locale, così come ha fatto il sindaco di Raffadali. Allora, 2 mesi che chiaramente voi non avete lavorato perché il tribunale, diciamo, ha chiuso i battenti completamente, per cui in isolamento totale. Poi lei mi aggiornerà se sbaglio, qual è stato anche il vostro modo di approcciarvi al lavoro, se c'è stato. Lei sa che finalmente ci sono stati poi alcuni provvedimenti, perché la nostra è un'attività delicata dove dobbiamo rispettare i termini. È il caso di impugnare una sentenza. E beh, se i termini non fossero stati sospesi, la sentenza rischiava di passare in giudicato, in cosa giudicata. E così per tutta l'attività processuale. E finalmente sono arrivati i primi provvedimenti di sospensione dei termini e l'attività decisamente è rallentata. Ora dobbiamo ripartire, perché ripartire significa garantire i diritti dei cittadini. E per queste ragioni dobbiamo con molta prudenza avviarci verso la normalità. E nel frattempo sono stati inseriti nuovi elementi. Oggi si parla di smart working, il vecchio difetto italiano di utilizzare i termini inglesi. Lavoro agile. Ma ritengo che ancora non siamo mentalmente attrezzati per affrontare il lavoro agile. Deve essere vissuta come un momento temporaneo e per queste ragioni dobbiamo attrezzare i nostri locali per fare rientrare il personale. Quel personale è necessario in loco perché deve soddisfare le esigenze dei cittadini, di coloro che si rivolgono a loro. Un avvocato ha bisogno di visionare i fascicoli, l'avvocato ha bisogno di lavorare con le cancellerie, acquisire notizie, confrontarsi e lo fa, ed è questo il suo lavoro, trascorrendo la mattinata in tribunale, avendo il contatto diretto con il magistrato il giorno dell'udienza, ma svolgendo nello stessa giornata più udienze.
e nello stessa giornata confrontandosi con le cancellerie per avere le copie, per accedere ai fascicoli. Quello che è accaduto. Beh, mi sembra come una volta in una pubblicità: fermate il mondo, voglio scendere. Il mondo stava per fermarsi. Avvocato, E nessuno... una breve introduzione. Ecco, questa pausa porterà degli svantaggi nelle udienze, nei processi? Ho letto da qualche parte, qualche suo collega si lamentava in un rinvio addirittura di 1 anno delle udienze. Cosa c'è di vero? Ma guardi, noi dire che la giustizia in Italia è in crisi non lo scopriamo ora. Diciamo che questo periodo ha messo ulteriormente in risalto le difficoltà che si incontrano e che si incontravano nei tribunali. Nessuno sfugge i rinvii che c'erano prima. Il rinvio in Corte d'Appello non è inferiore a 8 mesi, quando va bene. Un rinvio in tribunale da un'udienza all'altra non è inferiore ai 6 mesi. Se c'è stato questo periodo di fermo, è evidente che il ritardo si accumula e non sono più sufficienti i tempi di prima. E allora si chiede un maggiore impegno, ma chiaramente a quel personale che attualmente c'è e che oggi ha difficoltà di lavorare. È un personale che non viene utilizzato per ragioni dovute alla Covid-19 e quindi quando si trovava in una stanza, e tutti lo sanno, più di una unità di personale, se non 3-4 persone in una stanza, oggi questo non è possibile, quindi c'è del personale che non può svolgere il normale lavoro. Con il risultato che non vi è dubbio che si incrementano le disfunzioni. E allora bisogna trovare un rimedio a questo stato di cose nel tentare di fare funzionare meglio, così come sta accadendo, a dire il vero, la telematica, e quindi vale per tutti i tipi di processi. Mi riferisco al processo al PCT, al processo civile telematico, al processo amministrativo, ma vale anche per il processo tributario e con molte, ma molte difficoltà nell'inserire l'aspetto telematico nel processo penale, laddove il contatto con il magistrato, con lo sguardo dell'imputato ha un significato preminente. Un gesto in aula ha un significato diverso di quello che può accadere in altri settori. E sul processo penale io ho molte titubanze, se non mi auguro, a dire il vero, che l'inserimento, diciamo, l'inserire così come si sta tentando di fare nel processo civile, non si trasferisce nel processo penale, perché altrimenti si rischia di svilire lo stesso processo penale per le sue peculiarità, per l'oralità che il processo penale ha bisogno. Avvocato, stamattina ho visto delle manifestazioni, credo a Roma, dove dei suoi colleghi penalisti hanno restituito le toghe perché appunto i tribunali stentano ad aprire, e quindi anche ad Agrigento giorni fa ci sono stati dei suoi colleghi che hanno manifestato, perché si parla di un'apertura verso ottobre. Ecco, lei mi conferma, e come valuta anche questa protesta che c'è stata, un po', diciamo, simbolica ma anche importante, no? Io valuto positivamente le proteste che ci sono necessarie per mettere in risalto le difficoltà che la giustizia sta attraversando.
e se simbolicamente, ritornando a De Luca, era disposto a consegnare le chiavi della città, non v'è dubbio che noi che indossiamo la toga rischiamo di consegnare questa toga, perché lo stato di cose non consente di tutelare i diritti dei nostri assistiti, e quindi è opportuna questa protesta. E l'altro dato che emerge è che i provvedimenti emessi dovevano vedere il coinvolgimento delle categorie interessate, perché il rischio che si corre e che la nostra categoria continua a correre è quello di assistere a provvedimenti che tutelano una parte, ma non i difensori. Vi racconto una mia prima esperienza, perché l'abbiamo vissuto man mano. Io ricordo che a gennaio, inizi di febbraio, i magistrati preferivano non far entrare difensori in aula, pur essendo l'udienza pubblica, e quindi i difensori si entrava a due alla volta. Gli altri erano fermi, non nelle stanze in attesa di essere chiamati, ma erano fermi nei corridoi. E allora in quel caso non c'era una tutela di tutti coloro che lavorano, di tutti gli addetti alla giustizia, ivi compreso il difensore. C'era la tutela del magistrato, del cancelliere che aveva la mascherina, e questo non accadeva solo nel nostro tribunale. Come non dimenticare, io sono stato al CGA invitato ad uscire fuori. Il CGA è fatto, si trova a Palermo, quinto piano, invitata a uscire fuori la palazzina per rientrare successivamente. Beh, non mi sembrano ottimi rimedi. Vi sono delle categorie che continuano a sentirsi privilegiate, e se c'è qualcosa che abbiamo potuto apprendere tutti, che il Covid-19 non faceva distinzione, non guarda se una persona è ricca o è povera, così come non guarda se è magistrato o è avvocato. Quanto purtroppo ha da colpire e in forma contagiosa, colpisce tutti. E ricordando Totò, ma lì per la morte, è come la livella di Totò. Finalmente ci si rende tutti uguali. E allora, per essere uguali dinanzi alla malattia, bisogna individuare degli strumenti e un'organizzazione che non arreca vantaggio alcuno per svantaggiare gli altri. E non vi è dubbio che in questo periodo l'attività del difensore è stata resa molto difficile. Non solo, vi ricordo i primi interventi quando hanno disposto la chiusura dei bar, hanno disposto la chiusura di quasi tutti. C'erano alcuni uffici che rimanevano aperti. Tra gli uffici a rimanere aperti c'erano gli studi legali. Ora, gli studi legali sono rimasti aperti. Hanno avuto difficoltà a confrontarsi, se non telefonicamente, con la clientela, perché le persone non potevano uscire da casa. E quindi quel provvedimento è un provvedimento che alla fine ha considerato l'attività del difensore come un lavoro essenziale. E allora, se c'è questa considerazione che scaturisce dal primo provvedimento, tutta l'organizzazione successiva deve tenere conto di questo. In realtà di questo non si è tenuto conto. Ma ad Agrigento quando si riaprirà? Allora, per riaprire, per ritornare alla normalità,
non vi è dubbio che andremo di fatto a settembre, se non a ottobre. A ottobre, sì. Ma quale certezza c'è? Perché, dato che tutti siamo diventati scienziati, io mi sono confrontato con qualche medico e alla fine il medico dice: guarda che durante l'estate il contagio diminuirà. La vera preoccupazione sarà in autunno, dove inizieranno di nuovo i raffreddori e ci sarà una maggiore facilità di contagio. E allora, quando noi penseremo di riaprire, vi sarà ancora il rischio di contagio? Io non ho, e la dico tutta, io ho vissuto l'esperienza del 94 ad Agrigento, quando gli avvocati per protestare hanno per circa 8 mesi o 6 mesi, sicuramente da 6 a 8 mesi, ora non ricordo bene, si sono astenuti dall'attività lavorativa per mettere in risalto la crisi della giustizia e comunque l'organizzazione della giustizia. Beh, dopo non vorrei vivere ora la stessa esperienza a distanza di diversi anni. Ho detto che eravamo nel 94, siamo nel 2020. Dopo 26 anni, rivivere quell'esperienza è un fatto che vorrei evitare. E io mi rendo conto che ci sono anche molti giovani, ormai una categoria con la presenza di diversi giovani che hanno la necessità di svolgere l'attività lavorativa e a tutti deve essere data la possibilità di lavorare e di riuscire a tutelare al meglio i diritti dei loro difesi. Senta, avvocato, un suo parere sulle norme di ristoro che sono state fatte con questi famosi DPCM verso la vostra categoria. Ci sono state parecchie lamentele, ecco, i famosi 600 euro, addirittura credo che in un primo tempo vi avevano saltato come categoria. Ecco, un suo punto di vista un po' su questa vicenda, un po' anche dei ristori del governo verso... Ma io le posso, rispetto a questo argomento, le posso dire subito, non vorrei fare una lotta tra poveri, ma di questo si tratta. L'impiegato che è rimasto a casa, l'insegnante, Sì. il magistrato, il medico, l'ingegnere impiegato del genio civile e qualunque impiegato che è rimasto a casa. Lei ha notizie se è stato decurtato il loro stipendio? Credo di no. E io le do conferma, con il risultato che in Italia una serie di persone, per fortuna un gran numero di persone, non hanno subito alcun calo del loro reddito, anzi ne hanno tratto qualche beneficio. Faccio un esempio: il consumo della benzina per recarsi al lavoro. Le partite IVA, invece, i titolari di bar, i parrucchieri e gli avvocati titolari di partita IVA, cioè coloro che devono avere un loro reddito, in questo periodo sono rimasti tutti senza reddito o comunque con una forte riduzione. Uno Stato democratico non può non tenere conto di queste cose, con il risultato che se ci sono persone che in questo periodo hanno subito un danno per ragione di contagio, per ragione di una malattia sconosciuta, non può non essere compensato o comunque messo nelle condizioni di vivere. I provvedimenti adottati, non v'è dubbio
che non possono soddisfare le esigenze delle partite IVA, indipendentemente dall'essere professionisti oppure titolari di bar, comunque Di azienda, sì. titolare comunque d'azienda. Coloro che hanno subito un danno vorrebbero essere risarciti del danno che hanno fatto, che c'è stato, che hanno subito più che hanno fatto. Ebbene, sicuramente le 600 euro non possono essere considerate quale serio ristoro o comunque somme necessarie per riuscire a vivere. È molto simile al cosiddetto reddito di cittadinanza. È un piccolo intervento. Io non sono tra coloro che pensano meglio questo che nulla. Io ritengo invece che devono essere riviste queste misure per mettere tutti coloro che hanno subito un danno di essere risarciti del danno che hanno subito. Avvocato, ecco, vorrei qualche minuto vorrei dedicarlo, ecco, abbiamo visto mentre eravamo a casa questo fermento, questo dibattito relativamente ai boss scarcerati, che poi, dico, ci sono state tante polemiche, che alla fine sono state addirittura delle mozioni di sfiducia verso il ministro della giustizia. Lei che idea si è fatta? Insomma, alla fine c'è stato l'accordo politico, però abbiamo visto anche due contrapposte sfiducie, una favorevole perché il ministro usciva per il Covid, i carcerati, l'altra contro i carcerati. Insomma, c'è stato un po' di confusione. Ecco, il suo punto di vista verso questa vicenda che ci ha tenuto impegnati diversi mesi. Devono essere garantiti i diritti di tutti, compreso i diritti dei detenuti. E in questa fase, per garantire i diritti dei detenuti, dobbiamo sistemare in modo migliore il nostro sistema penitenziario. Indubbiamente non si sistema scarcerando la gente e mandandola a casa. Noi dobbiamo augurarci la certezza del diritto in Italia, ma anche la certezza delle pene, perché se prevediamo per una persona una pena in funzione del reato commesso, prima di legiferare su quella pena dobbiamo comprendere se è una pena equa, corretta, senza essere trascinati, diciamo, dal momento, e spesso la nostra legislazione si lascia trascinare invece dalle emozioni del momento, e io su questo sono nettamente contrario. E quindi non ho preso, così come tutti gli italiani, bene vedere una serie di persone, ivi compresi i detenuti per fatti di mafia o comunque per gravi reati, godere del beneficio della detenzione domiciliare per ragioni sanitarie. Cioè, più che per ragioni sanitarie, per il fatto che il Covid-19 poteva, diciamo, contagiarli. Su alcune cose sono state anche irrazionali e non chiaramente spiegati, perché coloro che stanno in isolamento erano le persone più garantite dal contagio e quindi a maggior ragione non dovevano essere scarcerati. E quindi che c'entra il Covid-19? E allora ci devono spiegare perché è accaduto. E un dibattito in questa direzione c'è stato. C'è stato l'intervento da me non condiviso, tardivo, di Nino Di Matteo, tardivo perché un magistrato non può contestare la scelta di un ministro con 2 anni dopo. Se doveva presentare delle lamentele era giusto farlo subito. Certo. E però metteva in risalto quello che stava accadendo. C'è stato anche dall'altro lato un aspetto positivo, che grazie a quell'intervento finalmente si è discusso
del sistema penitenziario e abbiamo compreso come il direttore del DAP si è dovuto dimettere. Dimettere, sì, sì. Attenzione, è stato nominato poi un vice direttore del DAP, il dottore Petralia. Beh, il ministro non è che ha nominato quale facente funzione il vice direttore, ed è forse un altro caso irrazionale, finora dico irrazionale, sicuramente non facilmente spiegabile con le informazioni che abbiamo, quali sono state le ragioni che portano un ministro a nominare un vice direttore del DAP della competenza del dottore Petralia, per poi, nell'attesa della nomina del direttore generale, nomina facente funzione addirittura un funzionario di grado inferiore al dottor Dino Petralia. E allora c'è qualcosa che non funziona. Non è un problema solo di scarcerazioni. E ancora, ormai di questi giorni le notizie che escono su quello che si è verificato per le nomine al Ministero di Giustizia. Guardate che si è dimesso il capo gabinetto del Ministero di Giustizia. Beh, in altri momenti non poteva mettersi in dubbio una crisi di governo. Illustri ministri si sono dovuti dimettere per molto di meno. Vi ricordate Giovanni Conso? Illustre avvocato, autorevole giurista, eppure è stato portato e costretto alle dimissioni. E poi le critiche nei confronti di Giuliano Vassalli e altri illustri ministri. Beh, oggi cosa abbiamo assistito? Era necessario salvare il governo in un momento delicato e quindi si doveva votare contro la sfiducia al ministro Bonafede. Beh, se questi fatti sono rilevanti, spetta al ministro rassegnare le dimissioni. Bene, senta avvocato, a proposito, un accenno al governo, un governo debole che però è reso forte da questo momento di emergenza, no? Abbiamo visto anche il ruolo dell'Europa nei nostri confronti, all'inizio molto austero, poi insomma abbiamo visto la gaffe che ha fatto la Lagarde sull'Italia, insomma c'è stato parecchia carne al fuoco prima di avviarci alla chiusura di questa nostra intervista. Non vedo però nascere un'esigenza ancora, quella che è necessaria, cioè la necessità di arrivare agli Stati Uniti d'Europa. Quello che abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a una Europa che guarda molto all'economia e poco al sociale, con il risultato che indubbiamente la posizione del governo è stato autorevole rispetto al MES, ma il fatto che ancora si continua a parlare MES sì con condizione o senza condizione vuol dire che ancora l'Europa, quella che sognavamo da giovani, l'Europa unita, il sentirci europei, l'essere cittadini europei, ancora dobbiamo fare molta strada, non è nata. Siamo ancora in presenza di un'Europa dove il ruolo della Germania e della Francia sono determinanti e, ahimè, trainanti. E così come questa Europa manca di una politica estera, manca anche, l'abbiamo potuto notare, di una politica sanitaria complessiva, e dinanzi a un fatto così grave che colpisce tutti gli stati europei non hanno trovato, mi scusi se utilizzo questo termine, la dignità di affrontarle in tempi brevi, al di là dei vincoli che erano necessari.
Guarda che siamo arrivati a maggio e ancora discutevamo se il trattato di Maastricht si doveva o non si doveva rispettare, se le percentuali si dovevano o non si dovevano rispettare, quali sono i fondi. E mentre noi discutevamo, la Germania decideva quanti fondi spendere per il popolo tedesco, la Francia decideva quanti fondi spendere per aiutare l'economia francese, e lo Stato italiano stabiliva quanti fondi utilizzare per garantire, perché al di là delle garanzie non sono a tuttora arrivata alcuna forma di liquidità, e il rischio che le nostre aziende falliscono per ragione di Covid-19. Guardate che dietro l'angolo ci abbiamo ancora, non abbiamo superato la crisi economica. E allora mi chiedo, che significa sentirsi europei se poi gli interventi economici sono diversi? Una cosa è l'intervento italiano, dell'Europa in Italia, l'altro è l'intervento dell'Europa in Germania. E allora non è vero che esiste il cittadino europeo. Abbiamo allora tutto il compito e il dovere di fare entrare nel dibattito politico nazionale ed europeo un nuovo ruolo dell'Europa. E per esserci una nuova Europa, mentre tanto tempo fa, quando si è pensata come c'è, come comunità economica europea, e guarda, basta dire che l'Europa è rimasta senza mascherine. Ma come può un continente non affrontare questioni sanitarie di così grande rilievo e rischiare di dipendere da altri stati? E così per tante altre argomenti che mi auguro con lei affronteremo in altri momenti. Sicuramente. Allora, non più Europa, mi perdoni, sì, così sì, non prego. Pensavo che aveva finito. Guardo i dibattiti politici e spesso si concludono con più Europa e meno Europa. No, Stati Uniti d'Europa o niente, o stati nazionali, perché un'Europa così com'è è un'Europa della finanza che facilita alcuni e che impoverisce i tanti. Ma secondo me c'è stato anche un po' un fallimento anche da un punto di vista sanitario, non c'è stata un'unità di intenti, ogni nazione faceva quello, anzi l'Italia su questo punto di vista è stata da punto di riferimento almeno una volta, perché devo dire noi siamo stati molto, abbiamo preso il Covid-19 un po' in ritardo, ma poi abbiamo preso, diciamo, le dovute misure. Ascolti, giusto per avviarci alla conclusione di questa nostra intervista, una sua valutazione sull'operato della regione siciliana, su quello che ha messo in campo, almeno per ora solamente da un punto di vista di annunciazione, perché quello che ha messo in campo ancora non si vede, perché c'erano diverse misure, diversi aiuti, diverse cose, ma ancora, diciamo, io almeno da quello che ho visto ricevo tante lamentele da parte dei commercianti, dell'associazione di categoria. Però in generale dico, il ruolo di Musumeci lei diciamo, non mi viene la parola, insomma, lo premia o no? È positivo o negativo? Che giudizio dà dell'operato di Musumeci in generale? Lei mi fa questa domanda e quindi sembra essere pro o contro Musumeci, non le voglio dare per il modo una risposta del genere. Le posso dire una cosa? No, lungi da me, forse mi sono espresso male. Ecco, no, mi perdoni, ma io non ho una valutazione sui provvedimenti sia sanitari che amministrativi da parte del governatore della Sicilia. Allora le rispondo in questo modo, non per non rispondere direttamente alla domanda. Sì. Basta chiedere ai sindaci se hanno avuto le somme necessarie per le loro comunità. Basta chiedere a coloro che sono i fornitori dei tanti comuni della Sicilia se sono stati pagati. Basta comprendere se i comuni che versano in condizioni strutturalmente deficitarie sono stati mutati i vincoli. Basta comprendere se il ruolo del comune nel frattempo è stato rafforzato o meno. Nessuna risposta in questa direzione.
I sindaci continuano ad avere pochi fondi da parte della regione, quasi nulla. Lo abbiamo assistito nelle dichiarazioni di tutti i sindaci. Poche somme che servono per superare lo stato, tra virgolette, di emergenza o di bisogno per un mese. Bene, questo significa che non abbiamo allora un governo regionale che pensa a un ruolo rilevante dell'ente locale, del comune, e allora necessita una regione, un governo della regione che pensa a concrete riforme, e questo non è avvenuto, e non è avvenuto neanche nel momento della pandemia del Covid-19. Le dico l'ultima: guarda, io continuo ad assistere, ed è accaduto durante questo periodo, perché abbiamo visto di più degli altri periodi della televisione. Le emittenti nazionali sono convinte che le province in Sicilia sono abolite. Non è così. E i siciliani lo sanno, così come lo sanno gli italiani, ma è concepibile continuare a rinviare la riforma dell'ente provincia. E allora un governo regionale che ha messo in luce tutti i limiti in materia sanitaria, interventi tardivi, non vi è dubbio, ma io posso comprendere, dovuta alla difficoltà del momento, non ce l'aspettavamo, ma a distanza di tempo, ora che siamo a maggio, vuole questo governo riformare e dare un ruolo reale, concreto, vuole abolire, ma realmente, non con le chiacchiere, alcuni enti che sono inutili, e non serve mettere in liquidazione. Noi ancora abbiamo enti messe in liquidazione. L'ente minerario siciliano è stato abrogato non si sa da quando, è ancora in liquidazione, e così via. Non vorrei fare l'elenco dei tanti enti che ci sono. Sono stati veloci in che cosa invece? Perché qualcuno potrebbe dirmi, beh, non abbiamo fatto nulla, stiamo attendendo. Li vedo però molto veloci nel fare le nomine per i commissari, stanno commissariato tutto, e ancora si è in attesa di riforme. Non vorrei sfuggire, ma riformare l'Istituto Autonomo Case Popolari, riformare l'IRSA per fallimento che è stata l'IRSAP, o riformare gli altri enti, l'ISVAR e quant'altro, quindi, ma la stessa provincia risulta commissariata. Vorrei ricordare ai vostri teleascoltatori che dal 2012 si susseguono commissari nell'ente provincia. Ai miei tempi un mandato durava 5 anni. Un commissario o comunque un ente è rimasto commissariato da 8 anni e ancora attentiamo di ritornare alle elezioni. Beh, il suo giudizio già, diciamo, si è capito, anche se... Non ho detto che è negativo, perché sono speranzoso che possano riconvertirsi e pensare questa volta sul serio all'interesse dei siciliani. Nessuno è perfetto, sicuramente loro non sono perfetti. Mi auguro che incominciano a pensare che i siciliani hanno bisogno di un buon governo. Quello che c'è stato fino adesso sicuramente non può essere definito tale. Avvocato, un'ultima domanda. Ecco, in prospettiva futura, come si può fare tesoro di questa esperienza di vita? Non ce l'aspettavamo e abbiamo reagito, e quindi significa che oggi, più di ieri, vi è l'incertezza del domani, e allora dobbiamo avere un maggiore ottimismo, dobbiamo essere più solidali. Ormai dobbiamo comprendere che il futuro ce lo dobbiamo conquistare giorno dopo giorno, e non sappiamo, e questa è la lezione che viene fuori, quello che può accadere.
e dobbiamo essere sempre pronti. Non possiamo girarci guardando altrove se la sanità non funziona. Dobbiamo pretendere una sanità migliore, e se in provincia di Agrigento, la dico tutta, 5 ospedali possono apparire troppi, io dico che non sono troppi, sono organizzati male. Cioè significa che pensare a 5 urologie possibilmente saranno troppi, ma sistemare l'emergenza in tutti gli ospedali sono troppo pochi quelli che ci sono. E allora non si tratta soltanto di incrementare i finanziamenti nel settore sanitario, ma si tratta di organizzare meglio le strutture che noi già abbiamo. Beh, insomma, però la sanità, abbiamo visto cosa è successo ieri, l'altro ieri, insomma, resta sempre una nota dolente. Abbiamo visto Mi perdoni, l'operazione. di cosa si meraviglia lei? Non tanto perché non deve essere meravigliato come tutti i siciliani, ma quello che è venuto fuori, se si ricorda, è alla fine che quando eravamo in pochi a gridare che quelli che diffondevano una falsa idea di legalità agivano poi in modo diverso. Beh, noi abbiamo informato perfino le istituzioni. Dicevamo che quelle battaglie, tra virgolette, antimafia non erano battaglie antimafia, ma era la pubblicità dell'antimafia, e quelle denunce sulla cosiddetta legalità o cultura della legalità non era per la legalità, ma per curare interessi personali. Oggi sta venendo fuori tutto questo, stanno venendo fuori, ma allora la risposta non sta nel modo come abbiamo agito, cioè cercare obbligatoriamente degli esempi da mettere in discussione nei dibattiti, no? O in qualunque. Bisogna organizzare meglio le strutture e facilitare i controlli. È accaduto questo. Io ritengo che è accaduto in ritardo, se vuole una mia opinione, senza per questo pronunciare, già dare sentenze per l'attività che svolgo. Certo. Tutti sono innocenti, e questo è, diciamo, il principio che dobbiamo, che lo troviamo nella nostra Costituzione, però che la disorganizzazione può essere la causa e facilitare una migliore corruzione, rientra poi nella normalità. Bisogna essere più organizzati per combattere la corruzione e bisogna avere maggiore controllo. Io la ringrazio, ci siamo un po' dilungati, ma parlare con lei è sempre un piacere, perché è come una catena, Poi un argomento tira l'altro. Mi sembra. Io la ringrazio per questo invito. È importante. E anche per questa esperienza che l'abbiamo fatta anche qui, e anche se senza mascherine, ma il fatto di essere lontani garantisce noi e garantisce i telespettatori. Grazie per l'invito. Grazie avvocato, io ringrazio anche i nostri telespettatori che hanno la bontà di seguirci. Ricordo sempre TVA sul digitale terrestre canale 92. Grazie e una buona serata. Buona serata.